sedie, delle piccole sedie del cuore di Gesù. Suor Maria Eliana, Suor Maria Severina e Suor Maria Anna fanno davanti a noi, al cospetto della misericordia del Signore, la loro professione perfetta, la loro professione religiosa per tutta la vita. E allora abbiamo tanti motivi di gioia e di solennità stamattina. Li raccogliamo tutti e li deponiamo nel nostro cuore. Il nostro cuore lo deponiamo davanti al Signore. Chiediamo perdono dei nostri peccati, delle nostre povertà, delle nostre miserie e ci affidiamo totalmente all'amore di Dio. Suor Maria Eliana, davanti suo. O Signore, mi hai chiamato, eccomi. Suor Maria Saverina, dai Domenica. O Signore, mi hai chiamato, eccomi. Suor Maria Anni, Rauma Ariane. O Signore, mi hai chiamato, eccomi. Figlie carissime, che cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? Servire Cristo come nostro sposo in questa famiglia religiosa delle piccole serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri e di perseverare nel nostro proposito fino alla morte. Preghiamo grazie a Dio. Figlie carissime, voi siete già morti al peccato e consacrati al Signore mediante il battesimo. Volete ora consacrarvi più intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione perfetta? Sì, non voglio. Volete, con l'aiuto di Dio, abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà, che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, non voglio. Volete, seguendo diligentemente il Vangelo e osservando le costituzioni delle piccole serve del Sacro Cuore di Gesù, tendere con costanza e fermezza al perfetto amore verso Dio e il prossimo? Sì, non voglio. Volete, con l'aiuto dello Spirito Santo, spendere generosamente la vostra vita al servizio del popolo di Dio, dedicandovi con particolare cura all'assistenza dei malati poveri? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché benedica queste sue figlie, che Egli ha chiamate a seguire Cristo nella perfezione evangelica e le confermi nel loro proposito. Cristo
perché il fuoco dello Spirito Santo le purifichi dal peccato e le infiammi con l'ardore della carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. A Dio Padre, che per Gesù Cristo e nello Spirito Santo mi ha consacrata a sé nel battesimo. Io, Suora Maria Iana del Santo Rosario, nelle mani di Madre Maria Riva, Superiore Generale, faccio in perpetuo i voti di povertà, castità, obbedienza, secondo le Costituzione dell'Istituto delle Piccole Stelle del Sacro Cuore di Gesù, per gli ammalati poveri. La Vergine Immacolata, la Beata Anna Michelotti mi assistano e aiutino a vivere fedelmente la mia consacrazione a Dio nel servizio dei malati poveri. Amen. A Dio Padre, perché Gesù Cristo e nello Spirito Santo mi ha consacrata a sé nel battesimo. Io, Suor Marisa Melina della Santa Trinità, nelle mani di Madre Maria della Riva, Superiore Generale, faccio il perpetuo i voti di povertà, castità, obbedienza, secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, per gli ammalati poveri. La Vergine Immacolata, la Beata Anna Michelotti mi assistano e aiutino a vivere fedelmente la mia consacrazione a Dio nel servizio dei malati poveri. Amen. A Dio Padre, che per Gesù Cristo e dello Spirito Santo mi ha consacrata a sé nel battesimo. Io, Suor Maria del Sacro Cuore di Gesù, nelle mani di Madre Maria della Riva, Superiore Generale, faccio il perpetuo i voti di povertà, castità, obbedienza, secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri. La Vergine Immacolata, la Beata Anna Michelotti mi assistano e aiutino a vivere fedelmente la mia consacrazione a Dio nel servizio dei malati poveri. Amen. O Dio, creatore del mondo e padre di tutti gli uomini, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, perché dalla stirpe di Abramo hai scelto un popolo, gli hai dato la gloria del tuo nome, l'hai consacrato a te. Con la tua parola lo hai confortato mentre errava nel deserto e lo hai protetto con la tua mano potente. Povero e disprezzato, lo hai unito a te con un patto d'amore. Quando si allontanava con grande bontà lo hai richiamato ai sentieri di giustizia. Quando ti cercava, gli sei andato incontro con amore paterno, fino a introdurlo, libero, nella terra promessa. E noi, o Padre, ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Fratello, hai voluto chiamarci alla luce della verità. Egli, nato dalla Vergine Maria, per redimere il tuo popolo dal peccato, morì sulla croce e con la sua risurrezione preannunziò la gloria futura. Asceso alla destra di Dio, mandò lo Spirito Santo per chiamare innumerevoli discepoli che, seguendo i consigli del Vangelo, consacrassero tutta la vita alla gloria del tuo nome e alla salvezza degli uomini.
Risuoni oggi la tua casa di un cantico nuovo per queste nostre sorelle che, docili alla tua chiamata, si sono offerte al tuo servizio. Manda, o Signore, il dono dello Spirito Santo su queste tue figlie, che per te hanno lasciato ogni cosa. Risplenda in essi, o Padre, il volto del tuo Cristo, perché rendano visibile la sua presenza nella Chiesa. Con il tuo aiuto conservino libero il loro cuore per prendere su di sé le ansie dei fratelli e seguire il Cristo sofferente nelle sue membra. Negli eventi umani sappiano vedere la divina provvidenza che li guida. Con il dono della propria vita affrettino l'avvento del tuo regno, in attesa di riunirsi ai tuoi santi nella patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sposa dell'Eterno Re, ricevi il Vangelo Amen. come segno del patto nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Amen. Sposa dell'Eterno Re, ricevi il Vangelo come segno del patto nuziale e custodisce integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga con gioia nelle nozze eterne. Amen. Sposa dell'Eterno Re, ricevi il Vangelo come segno del patto nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Amen. Figlie carissime, voi fate parte ora di questa famiglia, delle piccole serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri, ed ora innanzi tutto sarà in comune fra noi. Rendiamo grazie a Dio. Adempite dunque fedelmente il santo servizio che la Chiesa vi affida ed esercitatelo in suo nome. Amen. La pace sia con voi. Dio,
Permetteteci di aggiungere solo qualche breve parola per dare voce ai molti sentimenti che ci accompagnano in questo momento così molto importante della nostra vita. Il nostro grazie sentita va anzitutto a Dio per il dono della vita e della vocazione alla vita religiosa. Sentiamo chiaramente che nella nostra vita il fedele è stato e rimane Lui. Ci ha accompagnato e sostenuto nel nostro cammino di sequela. Ringraziamo con tutto il cuore il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giampiero Palmieri, che ha presieduto questa celebrazione con grande cuore e ci ha consigliato il segreto per seguire bene il Signore, nonostante la sua grande responsabilità, ma ha accettato volentieri ad esserci con noi oggi, dimostrandoci grande affetto. Ancora grazie. Siamo riconoscenti e ringraziamo il nostro parroco Don Filippo per averci accolto in questa parrocchia per la celebrazione eucaristica all'occasione di questo momento così prezioso per noi. Ringraziamo i sacerdoti che hanno concelebrato e quanti si sono uniti a noi in preghiera. Voi della parrocchia di Sant'Elena e tutti i nostri parenti, amici, conoscenti e connazionali della parrocchia virtuale Somanarivo, grazie per la vostra presenza e per il vostro affetto. Ringraziamo le nostre famiglie di origine per aver collaborato con noi nel rispondere con libertà alla chiamata del Signore a questa vita. Grazie alla famiglia naturale, desideriamo unire in grazie alla nostra famiglia religiosa. Le suore piccole serve del Sacro Cuore di Gesù, rappresentata qui dalla Madre Maria delle Riva e le sorelle, per averci accolto, fatto crescere e condiviso con noi il carisma della nostra Beata Anna Michelotti, portare l'amore misericordioso di Dio verso i sofferenti. Infine, ma non per ultimo, ringraziamo tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati per la realizzazione di questa celebrazione eucaristica, in modo particolare voi della parrocchia virtuale da Somanarivo, che vi siete impegnati molto nell'animare questa celebrazione. Il Signore vi conosce i cuori e sa di che cosa avete bisogno, ricompensi ognuno di voi con la sua grazia e la sua benedizione. Grazie. Affidiamo alle vostre preghiere e alla materna protezione di Maria, Regina assunta in cielo, il cammino di ognuno di noi. Dopo questa celebrazione vi invitiamo ancora ad un momento di condivisione fraterno, uscendo dalla chiesa e subito a destra. Grazie. Grazie a voi che avete reso davvero tanto bene questa liturgia, che ci avete fatto danzare con voi, insieme a Maria, insieme a tutto il popolo santo di Dio. E allora adesso riceviamo la benedizione del Signore. Che Lui accompagni il nostro cammino, quello di ciascuno di noi, che ci dia il gusto, il senso di una vita più piena della luce del cielo, che è quello che ha vissuto Maria. Che non ci scoraggiamo mai,
Questo cibo che ha preparato questa festa, le nostre sorelle che si sono donate totalmente al Signore, e ci aiuti a camminare nelle sue vie. Amen. Amen. Buona festa a tutti!